Il Monterosi si presenta all'appuntamento con la Nuorese con 3 assenze importanti, come Palumbo, Salvatori e Matusalem, ma da prima della classe, dopo la riformulazione della classifica da parte del giudice sportivo sulla questione Foligno. Pippi, dopo 3 minuti, prova a sorprendere Frasca con un colpo di testa, ma al 10° clamorosa traversa colpita da Molino, che fa tremare i biancorossi oggi in completo nero. Alla mezz'ora, punizione di Buono, la sfera arriva sui piedi di Montesi che la rimette al centro, ma il tiro di Sivilla viene ribattuto dalla difesa della Nuorese. 39°, insidiosa punizione di Molino, ma ci pensa Costantini a liberare per il Monterosi. Il primo tempo termina a reti bianche, molte energie spese dai sardi in fase di raddoppio delle marcature. Parte la ripresa e il Monterosi passa subito in vantaggio. È il minuto 2, traversone di Sivilla. Pippi viene atterrato ma la palla arriva sulla testa di Piro che con un pregevole pallonetto di testa scavalca Frasca. Grande festa sugli spalti. Secondo gol consecutivo per l'esterno biancorosso che sblocca il risultato. Al minuto 8 la Nuorese prova a reagire al colpo a freddo. Curcio riesce a mettere una palla in mezzo ma l'incornata di Molino è controllata da Mazzoleni. Al 18° problemi alla spalla per Piro, al suo posto entra Peronullo. Nuorese che non molla, al 24° della ripresa il neoentrato Botti si gira bene in area, ma Mazzoleni è in presa sicura. 26°, Peronullo salta un avversario, spara in porta, ma Frasca ci mette i pugni. Gara che si fa sempre più intensa ed un minuto dopo Curcio si infila in area e con un destro recala il pareggio alla Nuorese. Tutto da rifare per il Monterosi che ora deve spingere sull'acceleratore in questi ultimi minuti. Al 34°, grande apertura di Peronullo per Manoni, ma Frasca è bravo ad opporsi al cross del centrocampista biancorosso. Forcing della squadra di casa che al 41° crea grossa apprensione nell'area della Nuorese. Sul seguente corner è debole il colpo di testa di Costantini. Allo scadere, ultima grande chance per il Monterosi. Fanasca protegge Parla per la botta di Pippi di destro che dà l'illusione al gol ma esce di un soffio. 4 minuti di recupero ma il Monterosi non riesce a sfondare il muro della Nuorese che esce dal Martoni con un prezioso punto. Occasione persa per la squadra di D'Antoni raggiunta in testa alla classifica dalla Arzachena a 60 punti. Il risultato per quanto visto in campo sembra giusto, il primo tempo avete avuto 3 palle nitide nei primi 10 minuti, poi qualcosa è cambiato, forse il Monterosi ha trovato la quadratura del cerchio oppure tanto sforzo che poi avete un po' sofferto? No, noi sapevamo che era una partita difficilissima, noi eravamo di queste ultime 5-6 partite Caruccio, no? E io dicevo ragazzi, noi dobbiamo decidere forse noi chi vince il campionato, perché andremo andare a Rieti, deve venire a Zaghena in casa nostra. E detto noi dobbiamo andare là, sapendo che dobbiamo giocare soltanto a calcio, non dobbiamo andare a fare ostruzionismo, sembra che non l'abbiamo mai fatto, abbiamo sempre giocato la partita per cercare di giocare il nostro calcio, siamo una squadra giovane, siamo partiti bene, avevamo preparato durante la settimana con i ragazzi, veramente siamo applicati bene, ma come sempre dall'inizio del campionato, e abbiamo fatto secondo me 20 minuti che i primi 20 minuti poi invece le partite prendono un indirizzo, che un pizzico di fortuna, una super parata del portiere che ha messo la palla sulla traversa. Poi sapevamo anche delle assenze, che dopo stare in settimana, delle assenze sicuramente del Matusalem, sicuramente del difensore centrale, e io sapevo già che preparava Piro, perché so che hanno chi gli prepara le partite della squadra avversaria, sotto un po' tutto diciamo delle squadre laziali quello che succede qua, e perciò eravamo preparati a trovare Piro. Mi è dispiaciuto invece il gol che abbiamo preso ai primi minuti del secondo tempo, secondo me bene, quello eravamo dentro gli spogliatori perché Piro non ne si succede mai, il taglio verso la porta, l'avevamo visto in settimana, poi Matusalem con Pippi sulla palla da sinistra, e abbiamo preso un però dopo i ragazzi hanno reagito, sì, siamo esposti al secondo gol, all'ultimo rischiamo anche di vincere, insomma. Però poi il risultato del campo ha detto 1-1, il risultato è giusto 1-1, ma io sono molto contento della prestazione che abbiamo fatto. Quanto fa morale visto questo risultato per le prossime È stato, noi c'erano degli obiettivi, no? Perché voi se vedete noi siamo una squadra giovanissima, molto giovane, ma perché piace proprio la filosofia mia, o fai una squadra che
Invece il Presidente ha detto no, puntiamo ai playoff, puntiamo a fare un bel campionato con giovani di qualità. Penso che... E poi la mentalità di giocare a calcio. Poi le partite si vincono e si perdono, se Monterosi vinceva non potevamo dire niente, però se vinciamo noi penso che anche il Monterosi non poteva dire niente. Poi il campo ci dirà quello che raccoglieremo a fine campionato, sicuramente ci abbiamo migliorato quello dell'anno scorso, abbiamo dei giovani in rampa di lancio, uno su tutti è Cairo che viene dal torneo di Viareggio, che era senza squadra fino a 2 mesi fa, eppure è romano, vive a Roma, io tante volte mi meraviglio perché questi piccoli, diciamo, bravi ragazzi giocano un buon calcio, sono bei giocatori non vengono mai proseguiti, no? E questo un po' c'è la morale, però sappiamo che domenica abbiamo il Brescia, poi abbiamo 2 partite bellissime, vi dico ragazzi noi dobbiamo giocare queste partite perché sono belle, arrivare alla fine del campionato che decidi qualcosa per te e per il campionato, vuol dire che hai lavorato bene durante tutto l'anno, poi puoi raccogliere tanto e poi raccogliere poco, ma se andiamo a campo con questo spirito penso che non sarà facile per nessuno. Questa è la grande soddisfazione che ho un mese dalla fine del campionato. Si dice sempre che i tifosi sono il 12° in campo, voi siete stati seguiti da 25-30 tifosi che hanno fatto, come si dice, queste parti cagnate dall'inizio alla fine. Quanto aiuta? A noi ci aiuta tanto perché ci sono vicini sempre, tutte le trasferte che facciamo, giochiamo male, giochiamo bene, perdiamo, ci stanno sempre vicino. Questo è una cosa che devo riconoscere, amano la squadra loro, la città loro, la bandiera loro come poche altre volte. Io ho la fortuna di essere secondo l'esame di questi mesi, ho girato piazze importanti, però sono attaccati alla loro maglia, alla loro terra come poca gente. E questo è un dato che io sono sempre un po' abituato a dire la verità, è un dato che è bellissimo. Quando noi andiamo fuori casa giochiamo anche per dare la soddisfazione a loro che si impegnano, vengono, e non è facile, credetemi, la trasferta da loro per venire qua e loro ci danno una soddisfazione. Io dico sempre ragazzi dobbiamo qualcosa anche a loro. Senza scomodare il tema, nel secondo tempo abbiamo visto un portiere, non diciamo zemaniano, ma di movimento, nel senso che giocava fuori dall'area della sua porta anche quando la squadra avversaria stava oltre la metà campo. Sì, è proprio, io l'ho scelto, Frasca secondo me è un giocatore che, vedi, noi sottovalutiamo tanti giocatori solo perché questo era un ragazzo della Roma, classe 91, che ha ancora il record di imbattibilità con la Roma Primavera, 11 partite senza prendere gol. E poi ce lo dimentichiamo, io non dico di grandi livelli, ma in Lega Pro, anche fare il 12° in Serie B, è un ragazzo che ci sa, è uno che a noi ci aiuta tanto, perché gioca coi piedi come un giocatore, perciò noi non difendiamo a 4 o a 2, noi difendiamo a 3 o a 5 con lui. Che quando viene la palla è un giocatore, e io questo non può stare così la squadra, preferisco mettere, nonostante avevo cercato Mazzoleni all'inizio del campionato, sono sincero come giovane, perché uno fa un esperto e un giovane bravo, no? Per dare anche un po', diciamo, di motivazione, però dopo quando c'è un portiere così non puoi farne a meno, io devo darlo a lui, perché è un ragazzo che poi durante la settimana degli allenamenti che sono duri, lui si applica e aiuta anche la difesa. Perciò giustamente hanno notato bene che è un giocatore che ci dà una grossa mano. Come prestazione non credo che si possa imputare tanto alla squadra, hanno fatto la loro partita, un episodio ha condannato come alcuni episodi potevano condannarvi, quindi anche se con dispiacere forse è un pareggio che ci sta. Ma queste partite si possono anche perdere. E come sempre la casualità incide. Devo dire, a mio modesto parere, la squadra oggi non ha avuto lo spirito che di solito abbiamo, ma può accadere, fa parte del trend nel corso del campionato. Non stupisca la sconfitta del Chieti in casa con l'Avezzano, che non l'avrebbe immaginato mai nessuno. Quindi ancora una volta non possiamo che dire che il campionato finisce fra 6 domini. E tutto ancora può succedere, e poi voglio sottolinearlo, ci mancavano 3 pedine non indifferenti come Matusalem, Salvatori, che è un po' il perno della difesa, e anche Palumbo, che è il nostro custode di fascia migliore. Senza nulla togliere ai ragazzi che hanno giocato al loro posto, ma certamente qualcosa, diciamo, in qualità oggi l'abbiamo pagata. Le condizioni, ho visto diversi giocatori con questi strap che vanno tanto di moda adesso, ma è precauzionale o realmente c'è una situazione di emergenza? Conoscendo la mia squadra è un fatto estetico.
No, c'è poco da fare, insomma, dopo tutti questi mesi si pagano un po', si paga qualcosa. Quindi devo dire tra l'altro questi cerotti che a me personalmente facevano sorridere invece funzionano, hanno un valore reale e aiutano senza dubbio la muscolatura e la stabilità della struttura anatomica del giocatore. Per la prossima partita contate quantomeno di avere qualcuno in gruppo, perché oggi è iniziato il tantino, quindi come detto in settimana di necessità virtù, o quantomeno speriamo un paio di elementi ci saranno. Sì, probabilmente se viene confermato dagli allenamenti settimanali forse Matusi potrebbe esserci ad Albalonga e Salvatore no purtroppo ha uno stiramento e quindi per un mese ce lo siamo perso. È da valutare un po' l'evoluzione di Palumbo che comunque ha avuto un problema alla capsula del piede e non sappiamo. Comunque già se riusciamo a recuperare Matusalem, io l'unica cosa che vorrei dire, mi auguro che un giorno possa esserci l'aiuto della tecnologia in campo, perché oggi devo dire ho visto un arbitro bravo, serio, non protagonista, credo meriti un 7 pieno, però il povero nostro Piro è in questo momento all'ospedale con una spalla che ha cambiato la posizione anatomica normale per un fallo molto pesante che non è stato sanzionato dall'arbitro. Ecco, io se devo lamentare qualcosa, ma è una battaglia che faccio da sempre, ci credo, una presenza tecnologica in campo aiuterebbe tantissimo il lavoro già di per sé difficile della classe arbitrale. La sconfittateria aumenta gli rimpianti o fa vedere il bicchiere mezzo vuoto? Perché pieno non si può vedere. No, io siccome sono positivo sempre, anche nelle sconfitte o nelle occasioni mancate, lo vedo mezzo pieno, perché tra l'altro con la classifica che ha sanzionato la Lega Nazionale Dilettanti noi eravamo primi, adesso non so dove siamo, pari punti con l'Arzachena, che però adesso comincerà un trittico importante perché fino adesso ha avuto partite molto facili. E quindi per me il bicchiere è mezzo pieno e abbiamo rosicchiato un punto a Rieti che considerando che è considerata la prima forza del campionato è una cosa molto molto positiva. Massimiliano? La sua frase di esordio in conferenza stampa adesso è stata tipo non è stato il solito Monterosi, crede dipenda dal fatto che è Monterosi che non ha interpretato se stesso o dipende dall'avversario? Questa è una domanda fantastica ma da $100.000, perché devo dire che ho trovato una squadra, voglio usare proprio questa parola, tosta, allenata bene, con degli ottimi schemi, con diversi giocatori di qualità, poi si vede che hanno un cuore, hanno una compattezza, quindi certamente va dato merito alla Nuorese. Di pari passo, conoscendo io bene le prestazioni della mia squadra, so che oltre alla capacità della Nuorese c'è stato un calo complessivo, però è fisiologico, poi cambiando 3 uomini nell'armonia di una squadra ne possiamo risentire. In alternativa possiamo anche dire che dal momento in cui Monterosi ha segnato il gol del vantaggio fino al momento del pareggio, i Monterosi ha giocato una buonissima partita ed è calata di tanto la Nuorese. Sì, come sempre accade, su un episodio ha potuto pareggiare la Nuorese e questo di carica nel calcio, mancavano 20 minuti di carica veramente tanto e quindi ha ridato vigore e ciò nonostante, voglio dire, noi abbiamo avuto l'occasione più di una volta per portarci di nuovo in vantaggio, un po' per la bravura del portiere, un po' per l'imprecisione dei nostri attaccanti, e sempre in omaggio a Eupalla, che è la casualità nel gioco, non è entrata, però per me è un buon punto.